se Di Maio ascolterà le associazioni che hanno votato no, ci andremo sicuramente a schiantare. Questo è il commento a caldo dell'avvocato Matteo Moschini, uno dei volti delle associazioni di risparmiatori delle banche venete presenti lunedì all'incontro con il Premier Conte. Commento molto preoccupato dopo la dichiarazione del vice ministro Luigi Di Maio alla festa della Polizia di Roma. Se non c'è la totale approvazione dell'accordo da parte di tutte le associazioni non se ne fa nulla. Una posizione che secondo Moschini potrebbe raccontare un'altra verità. Il governo sappiamo perfettamente che ha bisogno di soldi, abbiamo visto anche ieri il DEF e quindi la situazione la conosciamo perfettamente. È naturale che ci sia la possibilità che il governo colga l'assist fornito da queste due associazioni e di conseguenza non vada a distribuire il 1,5 miliardi già stanziato e lo utilizzi per altre necessità. Due associazioni che hanno votato contro l'accordo, su cui ora pesa una grave responsabilità. Il coordinamento d'Ontorta e noi che credevamo nella BPV. Ecco, con che motivazione? Con motivazioni assolutamente le più disparate. Noi che credevamo nel PPV ha detto che ha votato contro perché non ha potuto leggere il testo del decreto e l'associazione del coordinamento d'Ontorta ha votato contro perché ritiene che il 30% sia un'elemosina sostanzialmente. Insomma, tutto non solo di nuovo in alto mare, nonostante la lettera di 13 associazioni al Premier Conte, perché il caso banche torni entro 7 giorni al Consiglio dei Ministri e questa volta senza colpi di scena o dichiarazione d'effetto. La dichiarazione di Maio ci ha lasciato veramente stupefatti. Noi avevamo concluso un accordo, 15 associazioni su 17, lunedì scorso con il Premier Conte e il Ministro Tria. Adesso Di Maio ha dichiarato che se non c'è l'accordo con tutte le associazioni non si fa nulla, ma questo francamente è un qualcosa di fuori dal mondo, anche perché sappiamo che le associazioni che hanno votato contro vogliono qualcosa di assolutamente irrealizzabile.